La bellezza esiste già e quindi andrebbe scovata, rintracciata, stanata. Però c'è una bellezza da inventare continuamente in ogni epoca, ogni giorno e quindi sì, è una sorta di semina perché insomma, per avere un raccolto bisogna possedere almeno le prime materie, insomma, i semi da buttare e qualche volta si riesce a raccogliere. È Claudio Baglioni quest'anno a ricevere a Palazzo Balbi il titolo di ambasciatore della bellezza conferito dal Festival della Bellezza giunto alla 13ª edizione e dalla Regione Veneto. Un riconoscimento alla memoria del critico d'arte Philippe Daverio che contribuì all'ideazione del festival nei luoghi simbolo del nostro patrimonio artistico e culturale. Baglioni sarà protagonista del festival con i 2 concerti d'apertura Grand Tour La vita è adesso in piazza San Marco il 29 e 30 giugno e racconta come la sua prima esperienza in città, al Lido di Venezia agli inizi della carriera, non fu proprio tra le migliori. È normale che sia così, è persino bello, perché uno può contare la distanza che c'era da un clamoroso insuccesso fino invece al momento in cui le cose cominciano ad andare bene. E questo è un motivo di vanto, è in tanta incertezza che ognuno di noi può avere anche nel cammino della vita, guardarsi indietro e dire, beh, vedi, però ero quello che già alla seconda canzone veniva buttato via giù dal palco, e invece oggi insomma le cose vanno decisamente meglio. Questo è il migliore dei premi e la più grande delle gratificazioni. Un artista che riesce a unire le generazioni, spiega il governatore Stefani, che porta nel cuore una canzone in particolare, La vita è adesso. È una canzone che mi è stata dedicata al compleanno dei 17 anni da una ragazza del liceo e quindi conservo ancora la lettera con me, che è dall'altra parte. Eccola qui, scritta a penna quando non c'erano i social network, copro il nome perché è giusto, e ovviamente c'è tutto il testo della canzone scritto e che mi è stato dedicato e che porto ovviamente tra i ricordi più belli e anche insomma a simboleggiare che Claudio Baglioni è un artista intergenerazionale capace di entusiasmare generazioni diverse, anche i più giovani, e continua a farlo e sono onorato oggi di poterlo ospitare qui a Palazzo Balbi.